Ecco in campo Martellago e Sporting Borgoricco, Valerio Nori e Francesco Noriz che andranno ad arbitrare questa seconda finale di giornata. Nella prima la vittoria del Romo, questa invece è la coppa che si assegna per la vincente della delegazione del girone seguito da Venezia. Aspettiamo il fischio del signor Valerio Nori che in questo momento allora si può partire con i primi tante qui a Belbotti Arena. Intanto Cavaglia la rincorsa, il destro, il tiro, non si fa il fischio. Gheorghita va a piazzare il destro che termina. Ceccarello si accentra, aspetta il movimento dei compagni, ancora Ceccarello, ottimo l'invito per Gheorghita, lo tiene comunque vivo ma è regalato, palla per Salviato che si gira, in Borgoricco si intestardisce Tognolo, può ripartire Marinelli, il tiro, miglior finalizzazione di una buona azione corale della propria squadra dalla parte opposta. Intanto il retropassaggio involontario, questa finale della delegazione veneziana tra Martellago e Sporting Borgoricco. Tanto l'apertura è ottima, l'uscita di Fonato sul primo palo con Pengo che lo blocca, sicura pressione ora del Martellago, recupera Nascin Ben, tiro Cesarotto, Cavaglia già dalla parte opposta del campo, protegge il pallone, scarica dito per Barto che va a calciare il destro. Vedremo se una delle due squadre saprà sbloccare lo score, ancora sullo 0-0, ci prova prima di andare al riposo in un primo tempo che non è stato avaro di emozioni ma sicuramente avaro di gol. Qui intanto 10 minuti intanto di gioco, sempre 0 dal punteggio, palla per Nascin Ben che scodella avanti, Ceccarello con il corpo però la toglie a Salviato che recupera nel secondo momento il pallone. Cavaglia lo protegge dietro per Nascin Ben, la palla per Salviato, Nascin Ben entra praticamente in porta e trova il vantaggio per il Martellago al minuto 12. Marco Nascin Ben, solo 2 gol in campionato ma ne ha messo a segno uno davvero importante in questo pomeriggio della Belbotte Arena. L'abbraccio con tutti i compagni, lo rivediamo nel replay, assist al bacio di Salviato, poi Nascin Ben ci ha messo la punta, è andato a scontrarsi anche, aprirsi le due squadre per regalare ancora maggior spettacolo ai tifosi che ci stavano salvando. Attenzione intanto Vicenza che speriamo possa portarsi sul -1 rispetto all'altra squadra di Ancora il Padova. Intanto la giocata ottima per Cavaglia, il pallone è vivo, non è uscito, può ripartire allora lo Sporting Borgoricco con il tiro, tirare profumo d'area offensiva. Attenzione Gheorghita, il tiro, il match tra Vicentino e Tricino e poi a chiudere PSN Polverara Legnaro contro il gol. Intanto da casa sua arriva il raddoppio di Nicola Bartolo, il capitano. Un pallone rinviato un po' in modo maldestro dalla difesa dello Sporting Borgoricco e da casa sua Bartolo, lo rivediamo nel replay, è stato il portiere che è rimasto a terra, poi Pengo aveva cercato anche di allungare il piede, Bartolo mette il sigillo, Ceccarello che vuole il movimento di compagni, Ceccarello, Salviato va a calciare il gol del 3-0 del Bomber con la maglia numero 10 Alessio Salviato che dopo i 21 gol in campionato firma anche il suo primo gol di questa sera, un 3-0 che mette, possiamo dire, i sigilli ad una sfida che continua. Sporting Borgoricco che può ripartire dalla propria metacampo, trovo, c'è sul fondo Tomasi bravissimo, almeno il gol della bandiera, quello delle vittorie difficilmente potrà arrivare. Intanto un tiro che va a cozzare sul palo, poi arriva Salviato che mette a destra verso Gheorghita che va sul fondo verso il numero 9 Poli, Gheorghita per Tomasi che ha lo stesso superato che il secondo minuto di recupero e arriva qui dall'ossigeno dei palloni di Valerio Nori, il triplice fischio che dà il là alla festa del Martellago che conquista la Coppa Veneto di Serie D della delegazione di Venezia. Alza il cielo la Coppa capitano, la vittoria della Coppa veneziana del Martellago!